grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli ha di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli ha di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli ha di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli ha di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli ha di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Cantiamolo forte. Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Si fermerà, chi mai si fermerà? Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Tutti hanno bisogno di amore e compassione, della grazia tua, Signore. Sei un Dio che perdona, è l'unico Salvatore.
tutto il mio cuore, sono qui Signore, ti prego ascoltami, ti offro la mia vita, sei tutto ciò in cui credo, mi arrendo ora a te. Gesù, muovi le montagne, tu sei potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto hai vinto la morte, Gesù hai vinto la morte, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, e cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, muovi le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto hai vinto la morte, Gesù hai vinto la morte. Gesù, muovi le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto hai vinto la morte, Gesù hai vinto la morte, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, e cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore, se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. Nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore, se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Tra le tue braccia mi sento
lo assicuro, nessuno è come te, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore, se cercassi per l'eternità non troverei uno come te, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore, se cercassi per l'eternità non troverei uno come te, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore, se cercassi per l'eternità non troverei uno come te, se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. Alleluia, gloria a Gesù. Tutti i santi e angeli si prostrano a te, e gli anziani gettano le corone ai piedi tuoi, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore, esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria. Tutti i santi e angeli si prostrano a te, e gli anziani gettano le corone ai piedi tuoi, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore, esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria, perché degno sei, Signore.
Degno sei, Signore, degno sei, Signore, esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria. Va bene? Ci siamo? Allora, partiamo con Atti capitolo 13, 21, 23. Atti capitolo 13, 21, 23. In seguito chiesero un re. Sapete dove siamo? Sì? Qual è il contesto? Qual è? Perché io purtroppo la domenica ho 35-40 minuti la predica, ma al massimo, perché sennò mi trovo solo io con le sedie. Siccome che non voglio predicare alle sedie, allora cerco di... Ci troviamo quando il popolo di Israele chiedeva un re. E in questo contesto il profeta si mise a piangere. E il Signore gli disse: perché piangi? Loro non stanno rigettando te, stanno rigettando me che io regno su di loro. Loro vogliono un re e gli daremo un re. E gli diede Saul. E Saul si è comportato come si doveva comportare, perché alla fine iniziò bene ma finì male. Qui in seguito gli chiese un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro un re, Davide, al quale rese questa testimonianza: io ho trovato Davide, figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, che inseguirà ogni mio volere. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore, Gesù. Vi ricordate, abbiamo parlato la settimana scorsa di Ruth, abbiamo parlato, no, della discendenza, abbiamo visto come poi è venuto la discendenza, è arrivato a Gesù. Perché ho voluto prendere questo passo? Perché questa mattina io voglio condividere con voi Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. È l'unico che troviamo nella scrittura, l'unico che noi troviamo un altro personaggio nella parola di Dio che dice che era l'apostolo che Gesù amava. E questo era Giovanni. Non a caso mi chiamo Giovanni. L'apostolo che Gesù amava. Di Davide dice l'uomo secondo il cuore di Dio. Ora noi sappiamo la vita di Davide, sappiamo che ha avuto un bel po' di mogli, concubine, ne ha fatte di cotte e anche di crude, con un solo peccato ha trasgredito 5 comandamenti: non desiderare la donna d'altro, non concubire, non dire falsa testimonianza, non uccidere, non commettere adulterio. 5 dei 10 comandamenti trasgrediti con un solo peccato. Eppure troviamo scritto l'uomo secondo il cuore di Dio. E questo ci dovrebbe dire qualcosa. Ci dovrebbe insegnare che, specialmente oggi, rispetto al vissuto di Davide, perché quando Davide si commetteva peccato, ci si andava dal sommo sacerdote, ci si offriva un animale perché i suoi peccati venissero coperti. Ora noi invece, con la venuta di Gesù e la morte di Gesù, i peccati non sono coperti, ma sono cancellati. Quindi andiamo al Signore, gli chiediamo perdono, il peccato è completamente cancellato. Gloria a Dio. Però noi viviamo sempre di questa situazione, sai, io sto vivendo nel peccato, io ho peccato. Ma se tu hai chiesto perdono al Signore di quel peccato, non permettere al tuo peccato precedente di bloccare il tuo futuro e anche il tuo presente. Perché il diavolo sa lavorare nella tua vita, molto bene, perché lui è l'accusatore.
continua ad accusarti e farti sentire sempre indegno. Ma quando noi gli mettiamo in faccia io sono stato lavato dal sangue di Gesù e ancora oggi io credo nel sacrificio di Cristo Gesù perché è permanente. Il sangue di Gesù è potente, adesso vedremo anche qualcosa di molto profondo e quando l'ho scoperto non vi nascondo che ho pianto. Io piango ancora e grazie a Dio per questo. A volte mi vedete anche che mi fermo durante la predicazione. I diversi salmi di Davide ci viene profetizzato la vita del Messia, di Gesù. Solo Davide lo tratta. Ora, Davide è vissuto 1040 anni avanti Cristo. Se avete una penna e prendete gli appunti o fatevi una foto, perché forse vi viene proiettato, questo non lo so, se no ve lo dico io. Allora vedete che innanzitutto nel Salmo 41 al versetto 9 noi troviamo scritto il tradimento di Giuda. Perché Davide cita questo, ma Gesù lo vive, questo, il tradimento di Giuda. È riportato, tu l'hai preso o no? Non li hai presi i versetti? Vabbè, non importa, scriveteveli, andate a vedere, meglio così si li vedono a casa. Poi, nel Salmo 22, che è quello più profetico, che poi andremo a vedere insieme dopo, noi troveremo proprio la crocifissione di Cristo, la morte di Gesù. Anche le stesse parole che Gesù ha usato, quello che ha usato Davide, che non c'era ancora la crocifissione allora. Poi nel Salmo 16, versetto 10, troviamo la resurrezione di Gesù. Salmo 16, verso 10. Nel Salmo 110, versetto 1, noi troviamo Re e sacerdote eterno. Re è sacerdote in eterno. Poi nel Salmo 118, che poi è riportato anche in Matteo capitolo 9 versetto 29, noi troviamo il rifiuto della pietra angolare. È stato rifiutato la pietra angolare, l'ha detto Davide 1040 anni prima della venuta di Cristo. Mi state seguendo, sì? 17 versi nel Nuovo Testamento chiama Gesù il figliuolo di Davide. Chiamano Gesù il figliuolo di Davide. Vi ricordate il cieco di Gerico? Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. Perché? Perché era riferito proprio perché attraverso Davide sarebbe poi venuto il Messia. Quindi loro riconoscevano che Gesù era il Messia. Gesù, figliuolo di Davide, lo richiamavano. Ora, Marco capitolo 12, 35-37, Gesù stesso afferma questo. Marco 12, 35-37. Allora dice... Gesù, mentre insegnava nel Tempio, disse: come mai gli scribi dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Davide stesso disse per lo Spirito Santo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Come può quindi essere suo figlio? E la gran folla lo ascoltavano con piacere. Gesù diede una spiegazione della sua deità. Disse al mio Signore: siedi dalla mia destra. Dove è seduto adesso Gesù? E cosa fa? Qual è il suo ministero adesso? Quello di intercedere per te e per me. Non è meraviglioso? Abbiamo un avvocato presso il trono della grazia, dice Giovanni. Abbiamo un avvocato presso il trono della grazia. Ascoltate, mi siete mai diretti, siete mai per questioni, non so, situazioni, siete mai andati da un avvocato a farvi difendere? Quanti di voi siete andati da un avvocato per farvi difendere? Io sono andato, sapete, da un avvocato per farvi difendere. Sapete perché? Perché non lo so come è avvenuto, non so come era successo, ma mi vennero a prendere a me a casa, che io stavo lavorando, i carabinieri, perché io avevo fatto un furto, avevo fatto una rapina e avevo rubato, ma non mi dissero solo il codice, io non sapevo, ma mi portarono via perché io avevo fatto una rapina, poi dopo scoprì che avevo rubato, avevo scassinato una Ferrari e avevo rubato uno stereo dalla Ferrari,
che poi io dissi pure, ma fra tutti i ladri proprio uno stupido mi doveva capitare a me, perché io dissi, ma scassina la Ferrara, portati via Ferrara, ma non portati via lo stadio. Cioè, poi venni a sapere che la Ferrari dopo 2 minuti l'avrebbero trovata, perché hanno i codici, quindi non importa. Comunque io andai da un avvocato, mi sedetti dall'avvocato e gli dovetti dire, guardi, io ho una condanna, questo mi hanno detto, e c'era anche quello che dovevo fare 9 mesi di carcere. La mia fortuna volle, se vogliamo chiamarla fortuna, che l'avevano preso, questo qui l'avevano messo in galera, dopo 2 mesi l'avevano tirato fuori e poi c'è stata la condanna definitiva dopo 9 anni. Quindi avevano la foto di questo che avevano rubato, il mondo digitale. Ora mi ricordo ancora l'avvocato quando andai lì, quando seppe che io ero napoletano mi disse, senta, parliamoci chiaro, lei ha mai avuto problemi con la legge? Io dissi no. Io dissi, fra l'altro, io ancora allora a Firenze non ci sono mai stato in vita mia, ancora dovevo andare a Firenze, quindi mai stato in vita mia. No, perché lì hanno le foto, hanno tutto di lei. Quindi lui mandò la mia foto, mandò e vidi che non ero io. Però quella difesa, anche se mi costò 1.500.000 lire per difendermi di cose che non avevo fatto. Però l'avvocato mi disse si siede. Io mi sedetti, 1,5 milioni. Noi abbiamo un avvocato presso il trono della grazia che non ti costa niente e ti difende per cose più importanti. Un avvocato che dice papà, ci penso io. Papà, ci penso io. Dagli ancora 1 anno. Vi ricordate, no? Di dargli ancora 1 anno a Giovanni. Andiamo al Salmo 22, che è quello che voglio condividere con voi. Salmo 22, versetto 1. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio genio. Ed è quello che Gesù ha detto, Dio mio, perché mi hai abbandonato, Matteo 27, 46. Gesù ha detto questa espressione sulla croce. Ora io vi faccio una domanda. Quante volte Gesù si è rivolto al Padre dicendo Dio mio, Dio mio? Su? 10 euro a chi risponde. Quante volte lo ha fatto Gesù dire al Padre Dio mio, Dio mio? Una sola volta. Qui. Non si è mai rivolto al Padre dicendo Dio mio, Dio mio. Sapete perché lo ha fatto? Perché in quel momento lui rappresentava tutti quanti noi, l'intera umanità. Aveva il peccato dell'umanità addosso, era il vero uomo, ripieno di peccati, e lui ha fatto il grido del peccatore che se si vuole ravvedere deve dire Dio mio, aiutami. Gesù ci ha dato sempre gli insegnamenti profondi, meravigliosi. Dio mio. Queste cose le dobbiamo sapere, siete d'accordo o no? Le dobbiamo sapere. Ci deve essere qualcuno che ce le predica queste cose qua. Ma ancora di più, ci sono cose che devi andare a scoprire nella parola di Dio. Sapete come viene chiamata la parola di Dio? Allora, stamattina vi interrogo. Qual è il salmo più lungo della Bibbia? E di cosa parla? La tua parola è una lampada al mio piede, la tua parola è una luce sul mio sentiero, la tua parola, tutta la tua parola, Salmo 119, il più lungo della Bibbia. Ora se dice la tua parola è una lampada, ascoltate bene, una lampada funziona quando? Quando l'accendiamo. Tu puoi tenere questa che è la lampada, ma se non l'accendi, questa non funziona. L'unica funzione che può fare, involontariamente, è che dove tu l'hai messo, magari in alto, perché è successo a un fratello, in alto su uno scaffale, è caduta e gli è andata in testa.
Forse gli voleva dare un segno. Quando me lo disse, dice, forse è un segno. Vi ricordate che vi raccontai di quel pastore che è andato a casa di quella coppia e quella coppia gli ha offerto un tè, vi ricordate? E glielo offrì con il cucchiaino d'argento, il tè dentro le tazzine, no? E poi dopo loro scoprirono che non trovavano il cucchiaino d'argento. Allora disse, probabilmente il pastore se l'è preso, se l'è messo in tè. Quindi pensarono che il pastore, dopo quasi un mese, non trovando il cucchiaino d'argento, ma dal pastore, scusaci, involontariamente, per caso ti sei portato via il cucchiaino d'argento? No, l'ho lasciato in mezzo alla vostra Bibbia. L'ho lasciato in mezzo alla vostra Bibbia, poi l'ho chiusa la Bibbia. Quindi loro quella Bibbia non l'avevano mai più aperta. Se tu non apri la Bibbia, come ti parla il Signore? Sapete che un giorno verrà tolta la Bibbia? Lo sapete che verrà ritirata? Andate a chiedere ai paesi perseguitati. Andate alla Corea del Nord, vedete se hanno una Bibbia. Andate in altri posti. Noi ne abbiamo in tutti i posti. Abbiamo le lampade in tutti i posti, ma non fanno luce. Non fanno mai luce nella tua casa, non fanno mai luce nella tua famiglia, non fanno mai luce. Io avevo mio papà che era la lampada in casa, mia mamma era la lampada, perché loro erano la parola che parlava. Loro erano la parola di Dio. Io vedevo attraverso mio padre e mia madre la Bibbia. Non vedevo critiche, non vedevo discussioni, non vedevo parlare male dei fratelli, non vedevo parlare male di nessuno. Vedevo che loro si inginocchiavano e pregavano. Ed era la Bibbia che parlava. Allora, veniamo al dunque. Ma io sono, al versetto 6, ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini è il disprezzato dal popolo. Voglio parlarvi questa mattina del verme, citato in questo verso, in questo salmo. Carmela, vieni per favore, ascoltate. Dal Salmo... Vieni qua, Carmela, vieni qua. Ascoltate bene. E puoi mettere il verme lì, per favore? Dal Salmo 22,6. Nell'uso ebraico per indicare il termine verme, di solito viene usato un verme generico, mentre in questo caso non ha usato il generico, ma viene usato specificatamente un tipo di verme, il Talà Atshani, che indica in modo particolare questo verme, Kermes ilicis in foto. È una coccinella di cui nell'antichità si estraeva il prezioso pigmento rosso scarlatto, chiamato anche cremisi. Questo colore veniva impiegato per tingere i teli del tabernacolo e le vesti del sacerdote dell'Antico Testamento. Quando la femmina di questo insetto deve riprodursi, si fissa saldamente su un tronco di legno. Una volta attaccato, non si staccherà mai più per il resto della vita. Fissato al legno, depone le uova protette dal proprio corpo. Nel momento in cui muore, il suo corpo si rompe ed esce il fluido rosso vivo, che macchia permanentemente sia il legno sia i piccoli nati sotto di essa. Così i figli vengono coperti e segnati dal rosso del sacrificio. Grazie. Lo sapevate questo? Non c'è nulla, niente nella parola di Dio. Quando ho scoperto questo, io ho ancora i brividi. Non è un verme qualunque che Davide sta citando. E Gesù lo dice, sono un verme. Quale verme? Di che verme sta parlando? Mentre veniva citato un verme comune, parola verme, in questo caso dall'originale ebraico viene citato questo verme che quando lo sono andata a scoprire
che è Kermes ilicis, è una coccinella di cui nell'antichità si estraeva il prezioso pigmento rosso scarlatto, cremisi. Questo colore veniva impiegato per tingere i teli del tabernacolo. E le vesti del sacerdote nell'Antico Testamento. Quando la femmina di questo insetto deve riprodursi, fissa saldamente su un trono di legno. Vi dice niente questo? Gesù ha preso la sua croce e si è fissato saldamente su quella croce, è stato inchiodato su quella croce. Ecco, sono un verme, ora mi capite? Sono un verme. Non lo potevamo mai comprendere questo. Ma perché il Signore dice questo? Ma perché Davide 1040 anni prima usa questa espressione? Fratelli, la Bibbia va studiata, va indagata, va letta. Perdiamo molto tempo dietro a una televisione, dietro a cose che non servono a niente. E sappiamo poco di Dio. Vi ricordate cosa dice il profeta Osea? Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Una volta attaccato non si staccherà mai più per il resto della vita. Fissato al legno, depone le uova protette dal proprio corpo. Perché io e te siamo nati sulla croce. Io e te siamo nati sulla croce. L'Apostolo Paolo dice, sono stato crocifisso con Cristo, lì sulla croce. E non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Nel momento in cui muore, il suo corpo si rompe ed esce il fluido rosso, vive e macchia permanentemente sia il suo legno, sia i piccoli nati sotto di essa. Così i figli vengono coperti e segnati dal rosso del sacrificio. Noi abbiamo, io e te, abbiamo il sangue di Gesù. Non ti fa saltare dalla sedia. Perché sapete cosa dice l'Apostolo Pietro? L'Apostolo Pietro in 1:17-19 dice, io ve lo dico con la traduzione più letterale, perché mi piace di più questa traduzione. Ce l'ho solo io, che deve uscire ancora. Ma i napoletani gli danno l'anteprima. E ricordate che Dio vostro Padre, al quale vi rivolgete quando pregate, non fa preferenze quando giudicate. Quando giudica, ciascuno sarà giudicato secondo ciò che ha fatto. Perciò nel periodo che dovete passare su questa terra, agite con timore e rispetto di Lui. Dio ha pagato un riscatto per salvarvi da quel modo di vivere inutile ereditato dai vostri padri. E, come ben sapete, non vi ha riscattato pagando con oro o argento, cose che passano, ma con il prezioso sangue. Questo verme sta morendo su quella croce, su quel legno, e con il sangue copre i suoi figli, i suoi piccolini. È quello che Gesù ha fatto per te e per me. Quando veniamo al culto, o quando siamo a casa e stiamo pensando chi siamo, ricordiamoci che siamo stati acquistati a caro prezzo, né con oro né con argento, ma col prezioso sangue di Gesù. E il diavolo questo lo sa, e lo sa molto bene. Il suo lavoro è quello di non fartelo sapere a te, è quello di indicarti che questo non è vero, non è avvenuto questa copertura sulla tua vita. Tu non sei coperto dal sangue di Gesù. Vi ricordate il diavolo cosa disse a Gesù sull'alto monte? Che stupido. Se tu sei il figlio di Dio. A Gesù? Se tu mi adori, tutto questo è tuo. A Gesù?
Lui era la parola vivente, la parola fatta carne. Sta scritto. A me mi dici sta scritto? Ma quanto sei stupido. Ma se ha fatto questo con Gesù, che è il primogenito di tutti i fratelli, lo fa anche con te e lo fa anche con me ogni giorno. Sei d'accordo o no? Ascolta, ti faccio una domanda. Ti sei mai sentito indegno di pregare? Oh, ci siete stamattina o no? Ho visto un po'... È troppo duro questo insegnamento? Allora, rifaccio la domanda. Ti sei mai sentito indegno di fare una preghiera? Sì. Altre volte ti sei sentito più degno? Perché indegno? Perché hai fatto qualcosa che dice adesso il Signore non mi ascolterà. Siete d'accordo o no? E adesso l'ho fatta troppo... Beh, se il Signore dovesse risponderci in base a quello che noi facciamo, siamo rovinati. Egli non ci ha trattato secondo, e lo dice anche Davide, secondo i nostri misfatti. Non ci ha retribuiti secondo quello che noi meritiamo. Lui ci ha dato al di là di quello che noi meritiamo, perché quando noi andiamo, Gesù ci ha detto che quando dobbiamo rivolgerci al Padre dobbiamo dire tutto quello che voi chiederete al Padre mio nel nome mio, egli ve lo darà. Quanti sanno che c'è una banca in cielo? Sapete che abbiamo una banca in cielo? Sapete che abbiamo una banca in cielo? Perché Gesù ci ha detto non vi fate tesoro sulla terra, ma mettete la roba lì, non qua. Portateli là perché lì li troverete. E l'Apostolo Paolo ci dice in Filippesi capitolo 4 versetto 19, lui parla del presidente della banca. Ascoltate, l'Iddio mio è il presidente della banca. Supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù, il cassiere della banca. Lo sai che se tu vai in banca e fai un versamento e te ne esci e non c'è la firma del cassiere, quello che tu hai versato è andato a nulla? Una volta a me è successo così, quando ho venduto casa mi hanno dato 2 assegni, ma era quasi chiusa la banca, e te lasciali qua, non ti preoccupare, non ho dormito tutta la notte. Perché ho detto, ma guarda, non mi sono fatto firmare nessun documento, metti in caso che quella... E si parlava non di poco, si parlava di 110.000 euro, no, 210.000 euro, non da poco. Quindi ho detto, questo scappa tutti gli assegni. Gesù ci ha detto, tutto quello che voi chiederete al Padre mio, nel nome mio, egli ve lo darà, perché tutto quello che noi riceviamo è per mezzo del sangue di Gesù, per mezzo del sacrificio di Gesù. Ancora oggi noi siamo qui, non per i nostri meriti, ma per mezzo del sacrificio di Gesù. Gloria a Dio. Colossesi capitolo 1, versetto 12-14. Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati. Gloria a Dio. No, io sono qua, sto soffrendo su questa... Io sono in questa condizione, il Signore non mi vede. Non hai letto questo. Non hai letto che tu non sei più qui, ma tu sei stato trasportato nel regno celeste. Cosa? Ma io ho ancora paura di vivere qui. Sai perché hai paura? Sai perché hai paura? Perché non stai vivendo quello che Dio ha fatto in te. Avete mai scoperto? Non so perché questa mattina sto dicendo queste cose, sicuramente serviranno. Avete mai scoperto che hanno trovato delle persone che sono morte povere, ma poi hanno scoperto che avevano soldi? Avevano conti non indifferenti? C'è gente che hanno scoperto che avevano ancora 250 milioni delle vecchie lire, è morta povera e le aveva conservate lì. Gesù ci dice che noi siamo poveri sì, ma arricchenti molti. Perché? Perché in Lui abbiamo tutto e pienamente. Ma se non conosci la Bibbia, tu vivi da povero. Tu continui ad elemosinare e continui a lamentarti davanti a Dio. A lamentarci. Mosè si è trovato davanti al Mar Rosso e il Signore gli ha detto: Mosè, passa. Come passa? Cosa hai in mano? Il bastone. Mettilo nell'acqua. Si è aperto le acque.
Allora noi andiamo al Signore, Signore, ci sono quelli che mi stanno perseguitando, stiamo vivendo così, sto davanti alla situazione, non c'è strada davanti a me, non c'è cosa, e il Signore ti dice, cosa hai in mano? Niente, perché la mia lampada io non l'accendo, Signore, non ho niente. Ma se io accendo questo, Signore, la tua parola mi dice che tu non mi abbandoni, tu non mi lasci e non mi abbandoni mai. Invocami, non lo dico io, Salmo 55, invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Signore, non l'ho detto io, l'hai detto tu, ma se tu questo verso non lo sai, non lo puoi dire. Non lo potrai mai dire. Allora vivi di panico, di palpitazioni, di quello che senti, che sta bombardando la tua mente, che hai paura, come faremo, come non faremo, mancherà l'acqua, d'inverno il gas aumenterà questo, aumenterà questo. E ti prende tutte queste cose, no? Che prende la tua vita. Ma il Signore non ti ha detto forse che Lui non ti avrebbe mai lasciato e abbandonato? Non avrebbe detto che io sarò con voi ogni giorno? Noi fra poco facciamo 40 anni di matrimonio, mia moglie. Io ricordo la predicazione che ci ha fatto il pastore Enzo Specchi quando ci siamo sposati. Fratello Specchi ci ha fatto la predicazione che lui ci ha fatto è: quando attraverserai dei fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando attraverserai il fuoco, tu non sarai arso, perché io sarò con te, io sarò con voi. E io la ricordo, sono passati 40 anni. E pensate che in 40 anni non abbiamo avuto problemi? Sono andate sempre tutte rose e fiori, tutto bene, tutto normale. Abbiamo passato tante valli, abbiamo passato tanti monti, abbiamo passato tante situazioni difficili. Però una cosa posso dire questa mattina con piena fiducia, io e mia moglie sicuramente, e anche le mie figlie lo possono dire, che Lui non ci ha mai lasciato e non ci ha mai abbandonati. Mai. Non mi ha mai lasciato, non mi ha mai abbandonato. Apocalisse, concludo, capitolo 1, versetto 5. Da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati con il suo... Gloria a Dio! A Lui! A Lui! Mi dispiace, pensate, a me dispiace, perché quando noi parliamo anche di comunioni con altre denominazioni cristiane, se non sono sotto il sangue di Gesù, sono perduti, c'è poco da fare. Perché fare il bombo? Sono io. Sono perduti, perché non c'è nessun'altra salvezza, se non il sangue di Gesù. In nessun'altra è la salvezza, in Gesù. Quindi quando siamo sotto Maria, siamo sotto a San questo, San quest'altro, e Padre Pio, e San Gennaro, e San quest'altro, e San quell'altro. Non siamo nella grazia, noi siamo nella grazia se siamo in Cristo Gesù, perché il sangue di Gesù ci ha perdonato. Ecco il verme che ha sparso il suo sangue sulla croce per ognuno di noi, e noi siamo diventate nuove creature in Cristo Gesù. E il diavolo quando ci guarda perché sa che quel sangue è sparso su di noi. E lo sa molto bene. Il diavolo, quando tu scendi nelle acque battesimali, non vede che tu stai facendo il battesimo. Il diavolo ti guarda dopo, quando esci da quelle acque battesimali. Non quando le emozioni, quando siamo emozionati. Pastore, anch'io voglio battezzarmi, allora lo battezzi tu. E chi legge i cuori? Fallo. Ma io voglio vederti dopo. Io dico sempre, è facile accettare Gesù. Il difficile è camminare con Gesù. Il difficile è il dopo. E io me ne accorgo quando inizia a soffiare dei venti. Perché Gesù ce l'ha detto, che ci sono due case. Su tutte e due le case vengono le stesse cose. Venti, torrenti, inondazioni. Ma quella casa che è piantata sulla roccia resta in piedi. Ma quella casa che non è piantata sulla roccia verrà abbattuta. Hai voglia di chiamare il pastore, hai voglia di chiamare i santi, hai voglia di chiamare tutto quello che vuoi, se non hai fatto di Gesù il tuo Signore e non l'hai messo al centro della tua casa, della tua famiglia, e sia la terza corda,
in mezzo alla tua vita familiare, allora quel matrimonio non durerà, non riuscirà a durare. Ma quando noi mettiamo Gesù in mezzo a noi, allora quel matrimonio e la casa sussiste, perché le fondamenta sono sulla parola di Dio. Sono sulla parola di Dio. Il problema che noi abbiamo oggi nelle nostre chiese sono due. Ve lo dico io qual è il problema. Uno, si pende troppo dalla bocca del pastore. Si pende troppo da quello che predica il pastore, perché da qui possono uscire false dottrine. E ci sono molti che sono rovinati, che camminano e a volte io mi trovo a parlare con loro e sono condizionati da false dottrine. Seconda, che è quella la cosa più importante, che non c'è una reale esperienza con lo Spirito Santo. Perché se tu hai una reale esperienza con lo Spirito Santo, tu hai voglia di mangiare, hai voglia di bere. Sapete un neonato quante volte mangia al giorno? In 24 ore. A lui non importa, al neonato digli di notte, non svegliarmi. Per favore, domani mamma ti dà da mangiare, a lui non importa. Sveglia tutto il palazzo. Perché? Perché ha fame. Perché deve mangiare. Io prendevo le mie figlie e le davo a mia moglie. Vieni per favore, dagli da mangiare. Il problema oggi è che non si ha voglia di mangiare. Si ha voglia di venire al culto la domenica mattina a ascoltare la predica. Ho timbrato il cartellino, vado a casa, sto bene per questi 2 o 3 giorni. Forse, perché forse nemmeno quando è finito la predica e stai in macchina già stai litigando. Ma se abbiamo fame e sete della parola di Dio, noi viviamo in esso. E allora non abbiamo bisogno di dire agli altri chi siamo, perché lo leggono in noi. Perché quando noi parliamo mossi di sincerità in presenza di Dio, così dice l'Apostolo Paolo. Noi parliamo mossi di sincerità in presenza di Dio, ma non nella Chiesa, dovunque siamo, perché la Chiesa siamo noi, non sono queste mura, la Chiesa siamo noi, dovunque siamo la Chiesa del Signore. Noi siamo, dice l'Apostolo Paolo, il buon profumo di Cristo per coloro che sono sulla via della salvezza e per coloro che sono sulla via della perdizione. Noi siamo il buon profumo di Cristo. Ma è bello venire in chiesa ed essere il profumo. Sei il profumo di Cristo. Testimoni, padre. Poi fuori ti conoscono di chi sei. Una volta c'è stata una persona, molto tempo fa, una persona che è venuta qui in chiesa e ha incontrato un altro fratello che era di là. E guarda caso era un collega di lavoro. E gli ha detto, ma tu sei evangelico? Sì, e perché non me l'hai mai detto? Era il suo collega di lavoro. E non gli ha mai detto, io sono un cristiano di fede evangelica. Non lo vuoi dire? Sono un cristiano nato di nuovo. Hai fatto tu un'esperienza con Gesù? Hai un problema? Voglio pregare per te. Ci vuole tanto? No, noi non facciamo proseliti. Non devi portare nessuno qui perché deve essere proselite. Gesù non ha proseliti, Gesù ha discepoli. Non ha membri di chiesa, ha discepoli. Gesù non ci ha detto di fare membri di chiesa, ci ha detto di fare discepoli. Ed è per questo che molti non vengono più. Perché forse fanno fatica ad essere discepoli. E il sottoscritto è oggi, è domani, è dopodomani, è tradomani. Però una cosa posso dirvi, che se io muoio oggi sono contento. Perché quello che avevo da dire l'ho detto. Questo a te. Ascolta bene. Il diavolo cercherà sempre di toglierti il tempo di avere comunione con Dio.
è il suo lavoro e lo fa molto bene il suo lavoro. È bravissimo a fare il suo lavoro. È bravissimo che mentre stai uscendo per andare in chiesa ti succede qualcosa. La macchina non funziona, è successo questo, è successo quest'altro e quell'altro non va bene. Tutto succede quando tu stai prendendo per andare, o mentre stai andando in chiesa, magari stai facendo qualcosa, arriva qualcuno a casa e tu dici: è arrivato un parente, non posso fare, non posso andare, non posso fare. Sai cosa dice la parola di Dio? Perché siamo qui questa mattina? Lo sapete perché? Dai, lo sapete perché? Cosa dice il salmista? Quanto è buono e quanto è piacevole che i figli di Dio dimorino insieme nell'unità. Questo è come l'olio eccellente che è sparso sul capo d'Aronne, che gli scende sulla barba, che gli cola fino al lembo dei suoi vestimenti. E poi dice, perché il Signore ha ordinato che lì sia la benedizione e la vita eterna. Nella chiesa del Signore c'è la benedizione e la vita eterna. E lui lo sa molto bene il diavolo. E quello che cercherà di fare è non farti venire in chiesa. Pastore, ma io mi collego a casa, vedo il culto la domenica. Quanti di voi siete a casa e avete visto il culto? È la stessa cosa di venire qui? Gloria a Dio anche per quello. Ma noi l'abbiamo messo per chi non può venire o per altri che non frequentano neanche chiese e che a volte mi chiamano e dicono: gloria a Dio, pastore, che bel messaggio il Signore ti ha dato, era proprio per me. Questa mattina voglio ricordarti una cosa meravigliosa. Gesù non ha pagato un prezzo per migliorare la tua vita e migliorare la mia vita. Noi vogliamo che la vita qui sia migliore ed è anche giusto, ma Gesù non è morto per questo. Gesù è morto perché tu abbia la vita eterna. Gesù è morto per questo. E Lui ci ha detto anche questo, che è una promessa a tutti quanti noi, ma noi non ce la ricordiamo mai. Cercate prima come la sapete bene, come le conosciamo a volte certi versi, ma la realtà è viverla. Cercate prima il regno dei cieli e tutte le altre cose vi saranno date in più, aggiunte, perché il Padre vostro sa di quello che voi avete bisogno. Il Padre vostro sa, ma noi tante volte vogliamo aiutare Dio. Siamo noi che vogliamo aiutare Dio. Ho problemi, sai pastore, non vengo in chiesa perché ho problemi. Proprio perché hai problemi devi venire in chiesa. Una domanda e ho finito, se no vado avanti ancora 3 ore. Quando è che tu vai al pronto soccorso? Quando stai bene? Se vai al pronto soccorso che stai bene, ti ricovero, ma a un altro reparto. Ma il primo sintomo che tu inizi a sentire e ti preoccupi, cosa fai? Vai lì e ti danno un colore in base a quello che sentono. Vuoi fare prima? Gli dici: mi trema il braccio. Mi trema, sento un dolore, boom, passi davanti a tutti, entro là, prima. Questo subito. Ma quanti di noi vanno al Signore e dicono: Signore, io ho bisogno di te perché Signore, io sento che tu devi intervenire nella mia vita. Quante volte mi avete sentito dire che Dio ha un numero di cellulare? Lo sapevate? Geremia 33, 3. Che dice? Chiamami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi. Ma noi lo chiamiamo a un altro. Non chiamiamo lui, chiamiamo il pastore della chiesa, che lui è uno come te. Alziamoci in piedi. Alleluia a te, Signore. Nessuno è come te,
Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei uno come te. Nessuno è come te. Alleluia. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei uno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Tra le tue braccia mi sento al sicuro, nessuno è come. Alleluia. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei uno come te. Se cercassi per l'eternità, non troverei uno come te. Chi si sente di ringraziare il Signore? Chi si sente di ringraziarlo per questo messaggio? Alleluia, gloria a Gesù. Grazie Spirito Santo. Grazie Signore. Alleluia. Ed ora la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, la carità, l'amore, la guida dello Spirito Santo, l'amore del Padre siano con tutti noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen. Buona domenica, Dio ci benedica.